Questo rifugio poi è stato un po' la vostra sede. Il rifugio, qui abbiamo cantato per la prima volta al Signore delle Cime. Il rifugio è stato costruito 4 anni dopo, inaugurato da Rumor, che è venuto a portare l'idea dell'agricoltura. Sindaco, una giornata importante, il sole ha baciato la bellezza, ovvero Crespadoro il suo sindaco, però questa targa la dice che c'è una storia, però c'è anche un futuro. Sì, una giornata bellissima, tra l'altro in ricordo di un amico importante che è Beppi Bertagnoli, che su queste montagne purtroppo ha lasciato la sua vita. Ma proprio da questa persona è nata la giornata di oggi, è nata la scritta di Signore delle Cime, per il quale ringrazio il grandissimo maestro Beppi De Marzi per aver lui dedicato questo canto che è tradotto in 22 lingue in tutto il mondo, quindi Crespadoro in tutto il mondo oggi. Questo è un risultato di un rapporto importante tra enti territoriali, in questo caso il Comune di Crespadoro e Veneto Agricoltura. Molto importante direi. Con Veneto Agricoltura abbiamo fatto moltissime iniziative, abbiamo portato a termine molti lavori. Ringrazio infinitamente il suo direttore Alberto Negro che è sempre presente, non manca mai, e tutto quello che abbiamo fatto insieme. Questo significa che la sinergia fra enti è una grande risorsa in un territorio che altrimenti resterebbe privo di molte cose. Veneto Agricoltura, appunto, che gestisce tutta la foresta di Giazza, che è a cavallo tra le province di Vicenza e Verona, è pervenuta oggi anche con un cadeau, con una importante novità. Sì, l'importante novità che riguarda il territorio è quello che proprio ieri abbiamo avuto conferma che è stato finanziato, che sarà finanziato un progetto di 200.000 euro che serve al restauro della Malga Fraselle di Sopra, e quindi adesso inizierà tutto l'iter per poi arrivare ad avere un ulteriore punto di riferimento importante nella foresta demaniale di Giazza gestita da Veneto Agricoltura. Maestro, aveva 23 anni allora lei. Sì, questa è stata la mia prima montagna e il canto è uno dei miei primi canti. Perciò oggi, a distanza di tanti anni, ritrovare la stessa atmosfera con tanti giovani che hanno cantato e gli amici di allora, anche quelli che sono rimasti, che cantano, che hanno cantato insieme, è stata un'emozione incredibile. Ecco, 60 anni, ecco, cos'è per un autore sapere che c'è una melodia che resterà comunque nel tempo? La sindaca ha detto che è stata tradotta in 22 lingue e tutti quelli della montagna cantano in tutto il mondo il Signore delle Cime. Sì, ho avuto riscontri in Australia, in Grecia, in Alaska, in Giappone perfino, in Finlandia dove c'è una buona traduzione, le traduzioni sono una decina. E ho notato che tutti, anche i non credenti, quando dicono Santa Maria Signora della Neve, pensano alla mamma delle montagne, e per me credente questo è veramente il momento più emozionante e la grande soddisfazione di portare l'affetto, la fraternità e la speranza non solo sulle montagne ma su tutta la gente, specialmente quelli che un mio grande amico Turoldo chiamava gli ultimi. Siamo qui vicino alla chiesetta del rifugio Bertagnoli, qui nella foresta di Giazza, a 2 passi dal rifugio che porta il nome di questo sfortunato ragazzo. Ecco, ci può dire come mai sentì la necessità di scrivere questa canzone per questo giovane che aveva fatto la resistenza, che aveva costituito il CAI di Arzignano? E io credo di essere rimasto un musicista che canta soprattutto il tempo, le stagioni, i proverbi, il mutare dei giorni, perché io sono legato alla mia terra e questa è la mia valle che non lascerò mai, anche se mi sposto ogni tanto.